cosa succede? Le strade sono deserte, le scuole tutte chiuse. Anche qui in via Bellerio, nessuno. Persino qui in radio, signori, non c'è più manco il regista. Se n'è andato pure, se n'è andato Francesco, non c'è. Dove? Cosa sta facendo? Cosa stanno facendo tutti? Senti sull'audio. Senti sull'audio. Sentilo su. Lo so che poi mi dite che sono baccato, mi dite che devo farmi curare dallo psicologo del PD, lo so, ditemelo. Senti che canzone, è famosa. Arriva subito la polizia, se pregano per la via. E se li porta tutti via. Insomma, lo capisce anche mia zia. Anche la zia di Besana, pezzo storico questo. Occorre un posto per farli pregare. Sì. C'è tanto spazio in ogni città. Sì. E chi se ne frega se poi la Lega dice di non si fa. Sempre la Lega, già. Pensate che questo pezzo è di 14 anni fa, signori. Abbiamo scherzato ai tempi con Besana che ha rifatto il famoso pezzo di Afric Simone, Ramaya. Mi viene da piangere, era una bellissima canzone. Basta, lo tolgo. Però è vero, lo ammettiamo. È finito il Ramadan e per festeggiare la conclusione del Ramadan oggi tutti a casa da scuola. Silenzio. Il silenzio. Chiaramente non finisce qui, Giuseppe Valditara, guarda il cartellino. Giuseppe Valditara prepara una norma anti-Ramadan. Ce la faranno fare questa cosa? Non lo so, perché è una cosa molto, molto trasversale, molto, molto. Fatto sta, signori, ho voluto portarvi nell'atmosfera che si respira in queste ore in tutta Italia. A proposito, buongiorno. Buon appetito da Sammy Varin, potere al popolo arriva tra poco, certo, questa è una trade union, vi accompagno lentamente verso le ore 13 e a quest'ora cerchiamo di parlare di cibo, perché alla fine siamo qua che ci guardiamo, io e Francesco, e diciamo, vabbè, ma non c'è un cazzo da mangiare qui, niente. Oggi è il compleanno del direttore Giovanni Sallusti, quindi magari qualcosa più tardi potrebbe arrivare. Auguri direttore, auguri. Scherzi a parte, allora, prima di tutto io apro le linee perché lo sapete, quando c'è Sammy Varin si può parlare tranquillamente, quindi se qualcuno vuole parlare di ricette di cibo 0292947222 oppure inviatemi un WhatsApp a 340 6709 659. Chiaro che non possiamo non parlare, e te l'ho detto, la baccataggine di Sammy Varin è tanta e tale che mia moglie non mi rivolge più la parola da qualche giorno. Non posso non ricordare che cosa mangiano quest'oggi i fratelli musulmani, quelli buoni e non i terroristi, i fratelli musulmani che oggi festeggiano Ramadan, finito il Ramadan. Che cosa mai mangeranno oggi i nostri fratelli musulmani? Gnammete tutto il giorno, che non hanno un cazzo da fare oggi, non lavorano, non vanno a scuola, non c'è in giro nessuno, in tutta Milano è deserta, non ho fatto neanche una coda per arrivare oggi qui in Bellerio. Datteri, alwa col V doppio. L'alwa è un dolce a base di salsa di semi di sesamo. Guarda che roba buona questa e non ingrassa. Oggi per festeggiare la fine del Ramadan i musulmani mangeranno biscotti al latte. E li mangio anch'io, fanno fare il routino, digestivi. Baklava è una cosa che si dà sulla testa come fosse una clava, no? Dolce a base di semi di basilico. E qui uno capisce subito, dice dolce a base di semi di basilico, ma poi che mi cresce la piantina. Bene così, auguri naturalmente a tutti i fratelli musulmani all'ascolto di Radio Libertà, e ce ne sono sempre un fracco. Io c'ho Abdul
Abdul Nadir, cioè roba che mi spediscono, guarda, da Guastalla, signori, da Guastalla, mi hanno spedito in diretta da Guastalla. Cosa sta succedendo a Guastalla? Che non è una bella zona nel senso buono del termine, cioè lì sono successi anche i fattacci in quella zona proprio di Ina. Fammi sentire cosa, guarda cosa succede a Guastalla in questo momento. Eccoli. Va bene. Chiaro? Chiaro, sì. Qui siamo a Guastalla, Reggio Emilia. Speriamo che non ci siano naturalmente terroristi che non stiano dicendo ammazzate Sammy Varin, fatelo fuori, mi raccomando. Anche sta roba di non usare l'italiano quando l'imam parla. Imam che ogni tanto qualcuno lo cacciano, certo, mi ricordano che è stato espulso l'imam cattivo. Perché? Perché questo se la prendeva veramente anche con i passanti, ne diceva di tutti i colori, eccetera. L'hanno cacciato dall'Italia soprattutto perché picchiava la moglie insultando i passanti, aveva creato una moschea abusiva ed estremista e quindi è il caso che se ne tornasse in Pakistan. 0292947222. Chi ha qualcosa da dire con Sammy Varin? Certo, lo potete fare. C'è Maurizio che ancora ricorda il Covid. Io sono baccato con il Ramadan, ma voi siete baccati col Covid? Dopo le prove generali del Covid, ora le prove generali. Islamismo Ramadan. Bravo Maurizio, bravo. Dato che verificano le presenze in ogni città, si preparano e noi zitti, ma non tutti. Beh, qui a Radio Libertà si può ancora dire quello che si pensa e poi ci bloccano su YouTube, su Facebook. A Poro. A proposito, alla 1:30 ospito un blogger tostissimo, un grande comunicatore sui social che è stato bloccato, gli hanno proprio cancellato il profilo da TikTok, roba da 350.000 follower, bloccato come fosse panna montata. E uno dice ma allora è vero, sui social puoi dire e fare quello che vuoi e quello che vogliono loro, cioè se dici qualche cosa che a loro non piace, ciapala lì, ti bloccano. Sono situazioni che fanno pensare, vero. Comunque sia, basta parlare di Ramadan, facciamo un Ramadan, per favore. Sammy Varin, guarda cosa ti tiro dentro, che già oggi in redazione si dice a bassa voce, ma è vero che il generale Vannacci mangia i borlenghi? È vero, non lo so, lo sapremo alle 14:30, perché alle 14:30 abbiamo l'intervista con il generale Vannacci oggi. No! Non è possibile! Sammy Varin nella trasmissione Potere al Popolo, arriva il generale Vannacci. Cosa devo dirvi? Insomma, è capitato a un certo punto, ieri davvero c'è stato il collega Joseph Brie, che conoscete perché viene ogni tanto ospite il venerdì. Ieri effettivamente si trovava alla presentazione dei suoi libri vicino a Roma, a Frascati, e lo abbiamo intervistato per voi. Il generale Vannacci. Quello vero, perché quando parla Sammy Varini dice questo piglia per il culo. No, giurin giureta. Alle 14:30 oggi Roberto Vannacci, generale, che non sappiamo poi se si candiderà ancora nella Lega, è gnignero, e ci conviene, non ci conviene. Per me conviene, perché comunque quando si parla di Europa è completamente da rifondare, ma soprattutto bisogna sfiorare le corde di tutti. Belli e brutti, leghisti, celoduristi e chi effettivamente è più moderato. E il Vannacci potrebbe sfiorare corde interessanti. Ma cosa c'entra il fatto che Vannacci mangia i borlenghi? Perché sì, qui in redazione poi si fa il mix di tutta la trasmissione, no? Dice, cosa farà oggi Sammy Varin? Tra le argomentazioni, oltre a Vannacci, eccoli qua, ci sono i borlenghi. I borlenghi che non sono extraterrestri arrivati dal pianeta Bor, no, sembrano crepes
sono borlenghi. Questo è un articolo di qualche tempo fa, no, l'altro mese, che effettivamente ricorda ciò che un tempo c'era e adesso c'è sempre meno. Perché? Perché, antipatico di un Varin, perché mangiamo il kebab la sera. Certo, è molto più comodo. Poi vabbè, sappiamo che sono dentro di quelle schifezze assurde, ma lo mangiamo lo stesso. Nei borlenghi no. Sembrano crepes, sono borlenghi. Questa ricetta perduta, poco conosciuta, ma molto amata dai frequentatori dei sentieri di montagna, è raramente servita al ristorante. Perché? Perché è surclassata dalle cugine tigelle e crescentine, che suonano anche meglio, solo a nominarle tigelle, le troviamo anche al supermercato, me le faccio anch'io, sono una fogna. Le crescentine è un po' più difficile, lo ammetto, e fatelo voi se volete. Leggiamo qualche riga dell'articolo di Eleonora Capelli. Una striscia di terra lungo il crinale dell'Appennino tra Bologna e Modena, dove un piatto di antichissima tradizione contadina cambia nome. Ebbene sì, a Zocca, Vasco Rossi, si chiama Borlengo. Pochi chilometri di curve dopo si chiama Zampanella. La ricetta però è la stessa, signori, in una sfoglia sottilissima preparata con acqua, farina e sale e cotta come una crepe, viene racchiuso un condimento di salsiccia e formaggio grattugiato. In alcune case di contadini la pasta veniva lasciata un po' morbida, a creare un fagottino piegato in 4 parti. In altre cucine si preferiva la versione croccante, ci vengono in mente subito, porconi che non siete altro, le patatine di Amica Chips. Non lo vedrete mai quello spot blasfemo, l'hanno cancellato. Però ieri io ve l'ho mostrato, Sammy Varin, lo so, d'altronde vedere una suora che si mangia la patatina al posto del corpo di Cristo, ragazzi, l'avessero fatto con i musulmani, questi erano già morti. Ma noi perdoniamo, l'arte del perdono, ragazzi, ve la meno da mesi. Se effettivamente Israele avesse perdonato non saremmo a questo punto. Se l'Ucraina avesse perdonato, vabbè, lasciamo stare. Questa specie di ricetta perduta, perché vi dicevo c'è la versione croccante, no? Di questi borlenghi che si sbriciola quasi sotto i denti. È una ricetta perduta, perché? Perché è poco conosciuta ma molto amata dai frequentatori di castagneti e sentieri di montagna e, signore e signori, è raramente servita al ristorante. Cioè, praticamente se andate a un ristorante del modenese, del bolognese, trovate le cugine più popolari, cioè le tigelle, le crescentine, la zampanella o borlengo, è rimasta un po' in disparte. Ma che cos'è questo razzismo verso il borlengo? Non è mica nero, è rimasta in disparte, confinata per lo più in qualche sagra di paese, nella nostalgica malinconia di chi non dimentica le scorpacciate d'antan. Per rimediare a una vera e propria lacuna culinaria, signori, per fortuna c'è l'arte del borlengo. Piccolissimo locale su via Porrettana, 6 tavoli in tutto, un menù limitato a 2 paginette, in cui però era chiusa una lunghissima tradizione di nonne accanto alla stufa, a cuocere per tutte queste prelibatezze che hanno una lunga preparazione, oltre quindi alla più conosciuta porzione di crescentine e tigelle con vassoio di affettati misti sottaceti e formaggio. Dite la verità che l'avete visto un fracco di volte al vostro ristorante preferito, con alcune possibilità di integrazioni, ad esempio la ciotolina di Nutella. Per chiudere il pranzo in bellezza c'è l'elenco dei borlenghi cucinati al momento nelle 5 padelle in dotazione al cuoco. Sono sempre appena fatti, perché il borlengo, se sta lì, s'ammoscia. Il classico pesto e parmigiano viene proposto nella variante senza aglio per andare incontro a gusti più contemporanei, mentre le altre opzioni sono variazioni sperimentali di una ricetta che originariamente conosceva una sola versione. Si può provare il borlengo
borlengo con stracchino e rucola, signori, qui andiamo nel porno, quello con spinaci, mozzarella e parmigiano, con lo speck o con il guanciale, con funghi porcini, borlengo con funghi porcini, crema di tartufo e parmigiano oppure pecorino romano e miele. La versione Nutella e zucchero a velo, che sembra la più eretica, è in realtà quella che dà meno problemi, perché l'effetto finale è quello di una crepe e la crepe, insomma, ce la fanno per strada ovunque. Difficilmente il borlengo avrà la fortuna planetaria della piadina, cibo di cui condivide l'origine contadina e anche la ricetta a base di acqua e farina, ma in questo piccolo ristorante che vi ho nominato in via Porretana si può tentare di allargare i confini di un piatto ancora troppo poco conosciuto, con un sorbetto al limone o al caffè come fine pasto e un menù corto che in molti casi è garanzia di qualità. Per cui, signore e signori, un ode al borlengo che chissà mai mangia pure il generale Vannacci, che avremo ospite oggi alle 14:30 nella trasmissione di Sammy Varin Potere al Popolo. Ma un'ode al borlengo la lasciamo con la storica canzone di Antonello Venditti che si intitola, ma guarda un pochettino, si intitola proprio così, Modena di Antonello Venditti. Questa è una roba che ce la ricordiamo fin dai tempi. A tra poco, ritornerò dopo le 13, Potere al Popolo.